La pandemia. I Maya dicono che moriremo presto. I test nucleari della Cina. Kim Jong-un è morto? Ma soprattutto Tony Colombo e Daniele De Martino fanno una canzone insieme. Io non voglio fare pace con te, ok? Ma perché non vuoi fare pace? Non voglio fare. Dovrei essere io offeso. Hai sbagliato tu. Non ti sei comportato bene con me e io pace non voglio fare. Facciamo una cosa. Che facci? Facciamo un bel duetto. E non sono valle più. E non sono male. L'11 maggio Daniele De Martino e Tony Colombo a coppia. Non vi nascondo che appena ho visto le grafiche di questo duetto che sarebbe venuto fuori sono rimasto un attimo perplesso. Ebbene sì, sono rimasto un attimo interdetto, ma non vedevo l'ora che uscisse questa canzone, che attualmente è prima nelle tendenze di YouTube Italia. E ovviamente, secondo voi qual è la cosa più giusta da fare? Andare a vedere il video. La cosa però che mi manda in tilt è che io conosco bene la carriera di Tony e tra l'altro a me è sempre piaciuto quello che produce Tony. Non ci nascondiamo di tal dito. A me le canzoni di Tony piacciono, ok? Ma vediamo cosa è uscito fuori da questa collaborazione. Questa posizione sembra Saviano quando discute sui rifiuti. Questi rifiuti dove vengono buttati? Vengono gettati. Basta, non facciamo più stronzate. Vabbè, io comincerei subito a mettere per 40 anni in loop la parte solo di Daniele. Signorine, vanno messi in un luogo oscuro, venite qui, guardate tanta luce. De Martino! Uè! Facciamoci sentire O culo, cioè stai dicendo a Tony è un culo rosso. Signorina, ma quanto ci inarchiamo? Serve una freccia? Ce la metto io? Comunque Tony con quest'outfit mi ricorda molto lui. E invece Daniele De Martino mi ricorda molto lei. Solo se io pezzo non te farò. Non devo bene, devo fare soffrire. Che non è femmina niente per te. E a ditela tutta, non si può bidè. Ok, quindi tutti ci aspettavamo l'inedito, ma in realtà questa è una canzone di Tony di quando aveva 18 anni? 20 anni? Eri piccolo, eri un fiore, eri bella da morire. Poi si è diventata nata, si è cresciuta, si è cagnata. Quindi l'analisi del testo. Lei è cresciuta e cagnata. Si è cresciuta, si è cagnata. Tra l'altro la canzone si intitola proprio Si cagnata. Si trovavano per amore, quando venne chi stupore, non ne tiene sentimenti. E ti mancano ingredienti. La descrizione proprio in aguaglione bellissima. Non si fermano se niente, dacci regalata vita, tutto quello che hai voluto. Aspetta, quindi non ho capito, t'ha regalata la vita e vorrei dire che si è ocupato e la ragazza si è messa. Si è prostituita. Che questo è il senso? Ma non ci mai capito che pulita era mamma. Ah no, il fidanzato. Lui era il suo ex fidanzato e lei si è messa a fare la battona. Mo' ho capito. Ma ho capito. Che ogni fa, chi sta amore mi distrutta non può accucciare. Ma perché ci hanno messo state tuoi in coppa stillendo? Quando piove, ovviamente. Quando faccia una carezza non può accattare. Pure se facessi è tardi già. No, voglio, per me le facce di Daniele sono sempre impagabili così. Ho un debole per queste facce. Non mi tocca, ho giocato alla serrutta, non può più baciare. E lo vengo in un giocattolo, si serve la maglione. Pure se ti voglio bene non posso fare. Pure se mi va sei troppo tardi già. Ok, quindi in questa canzone tutti e due parlano di questa fidanzata, che non so se l'hanno condivisa, però visto che ormai si è messa a fare la battuta, penso che si è fatta da problemi. E lei adesso per fare sesso con lui o loro vuole dei soldi. Ci ha messo un ritmo arabo, mi fa sclerare. Non mi facite cantare che spongo tutta la televisione a rete. Sembra. Sicilia ci sei? Sì, eccoci! Campania ci sei? Sì, siamo qua! Puglia ci sei? Andemeno, qua stiamo! Calabria ci sei? Oh, ma cazzo, c'ho stu peperoncino, si stiamo qua! Solo se io penso non te farò. Non devo Italia ci sei? Allora cantate tutti con noi! Se non me lo fate fare che scaschiano cazzotto in due schemi, vuol dire. Te guardavo, mi imbrugliavo, con chi sto Scusa, ma cantava!
Scusate. Sei cresciuto in queste mani, che non hanno mai sbagliato. Sei che hai questo pistolero come canta? Eri piccola, eri un fiore, eri bella da morire. Ora sei un mignottone e a tutti li fai venire. Sai come, in che senso? Poi sei diventata nata, sei cresciuto, sei cagnato. No, ma io devo fare una raccolta di tutti i balletti da Daniele De Martini e la già mettere insieme, perché è una cosa meravigliosa. Ma perché? Ma perché? Sta raugliando in idropompa, perché? Sì, Tony sta piscando a 3 ore e ne cazzicchia a panno turno, però. Oh baci, voi vado avere un movimento di bacino, voi vado applicando coppo movimenti di bacino. Questo è il momento in cui sta dicendo a Ronna mettere i mobili. Chiucca, vai, chiucca. Anzi, però che ci dai sto siciliano, eh? Sei un pecone, guaglione, sei un pecone. Sta parlando di malano. In effetti la risposta è giusta, non gliela mandata a dire. E quindi come vi va a finire con questo? Io non ho capito. Io come sempre non so che cosa dirvi. Lascia un mi piace e tagga un amico. Io me ne vado. Seguimi su Instagram, che ho YouTube. Me ne vado. Che si diversi, si cagnato, si nasce mangia a potato. Ho deciso. Per me va così. Uè, sentiamo, c'è.